Dal Guido Ippolito di Lamezia Terme un cordiale saluto amici della Wii Sport. Il momento della verità, iniziano i playoff per l'eccellenza calabrese. La Vigor Lamezia ospita la Reggio Mediterranea. Subito le formazioni con i padroni di casa che schierano Gentile, Amendola, Cucinotti, Carubini, Paviglianiti, Vitolo, Scozzafava, Ferrara, Foderaro, Abercon, Russo. Risponde la Reggio Mediterranea con Marino tra i pali, Lanza, Fodi, Curro e Verduci in difesa, Puntoriere, Lopez e da loro in mediana. In avanti Lancioni, Padin e Maugeri. Arbitra la partita il signor Carmelo Ramundo della sezione Di Paola, assistenti Nicolò Matteo Presta di Cosenza e Giuseppe Piccolo di Vibo Valencia. Veste il classico amaranto la Reggio Mediterranea bianco-verde. Per quanto riguarda la Vigor Lamezia, inizia il match del Guido Ippolito e la prima chance è in favore dei padroni di casa che ci provano con il tentativo dalla sinistra. Il pallone viene respinto, Scozzafava alza troppo la mira quando siamo al quarto minuto. 2 giri di lancette dopo Foderaro mette dentro per Russo che controlla la sfera, prova a tenerla, cerca una soluzione, la trova in questo mancino che sorvola di poco la traversa di Marino. Al 12esimo Padin su calcio di punizione, la sfera viene respinta, l'azione prosegue per la Reggio Mediterranea, tentativo di girata dal limite ed è il vantaggio da parte di Fodi che si gira e insacca alle spalle del portiere. 0-1 per quanto riguarda la Reggio Mediterranea. Al 12esimo la reazione della Vigor, al 17esimo il tiro di Russo, Marino risponde ancora in area di rigore, la conclusione che però termina alta di Cucinotti. Al 18esimo ancora Reggio Mediterranea con il tentativo dal limite di Lancioni che vale lo 0-2, lascia secco il portiere avversario. Adesso ci crede come se ci crede la formazione di Mister Misidi, avanti di 2 gol, ma deve reagire la Vigor Lamezia. Abercon con il mancino in diagonale fa la barba al palo, trema la porta di Marino, poi calcio di punizione per la Reggio Mediterranea, pallone scodellato sul secondo palo, si divora il possibile 3-0 Fodi. Al 37esimo Lancione viene atterrato al limite dell'area, proteste veementi da parte della Reggio Mediterranea che vorrebbe il rosso per questo intervento di Paviglianiti, solo giallo per il direttore di gara. Al 47esimo, prima del duplice fischio, azione personale di Verduci che entra in area di rigore, chiede il calcio di rigore per questo contrasto, non c'è nulla per il direttore di gara. Finisce il primo tempo ma sono continue le proteste da parte della Reggio Mediterranea sia per la possibile espulsione di Paviglianiti sia per questo intervento allo scadere su Verduci. Inizia il secondo tempo e parte subito forte la Vigor Lamezia. Minuto 47, il pallone viene scodellato in mezzo su questo calcio di punizione, un paio di deviazioni favoriscono la conclusione di Jaimo che viene deviata in calcio d'angolo dal corner che ne consegue. Il corner viene battuto corto, poi il Russo riesce a entrare in area di rigore, c'è un contatto per il direttore di gara, stavolta sì, è calcio di rigore, proteste anche in questo caso per la Reggio Mediterranea. La Vigor Lamezia all'occasione di riaprire la partita, è lo stesso Russo che si presenta sul punto di battuta dagli 11 metri, affronta Marino, parte Russo, la finta all'ultimo, il pallone da una parte, il portiere dall'altra. Si è riaperto ufficialmente il match del Guido Ippolito, poi al minuto 52 punizione che viene messa dentro da Russo, batti e ribatti e arriva il gol di Cucinotti. Nel giro di 7 minuti la Vigor Lamezia riesce a rimontare ben 2 gol, ma non si ferma qui la formazione bianco-verde perché al 56esimo il pallone viene lanciato in avanti dove c'è Russo, resiste a un paio di cariche Russo, prova a saltare il diretto avversario, riesce a farlo, ancora Russo dal limite dell'area, fa partire il destro, è un Eurogol quello della Vigor Lamezia che vale il 3-2, il primo vantaggio dei padroni di casa. Al minuto 62 lancio lungo di Cherubini per Foderaro che viene atterrato così, calcio di rigore e conseguente espulsione per Lopez. Partita ricca di episodi quella tra Vigor Lamezia e Reggio Mediterranea, adesso sul 3-2, ma al 63esimo lo stesso Foderaro si presenta sul punto di battuta per cercare il sigillo definitivo, mentre Marino tra le proteste per poco non esce dal campo. Qualche minuto dopo si ripresenta l'estremo difensore e capitano della Reggio Mediterranea, parte Foderaro dagli 11 metri ma Marino lo ipnotizza e tiene a galla la Reggio Mediterranea. Ancora 3-2 qui al Guido Ippolito. Al minuto 68 la punizione ce l'ha Lancioni, il suo mancino va vicinissimo al palo, occasionissima per il 3-3. Era l'ultima occasione di Lancioni per distinguersi, al suo posto Trepaz al 69esimo. Al 70esimo però dopo un rimpallo la Vigor Lamezia trova il gol del 4-2, è un gol che di fatto gela la Reggio Mediterranea. Si insacca la sfera di Abercon dopo la prima parata di Marino, cala il poker la formazione padrone di casa fra il 74esimo
e il 78esimo. Allora Mister Misidi prova con i cambi dentro Pitasi, Zanello e 100 per Dall'Oro, Verduci e Currò. Siamo sul finale di partita al minuto 84, ancora una volta Reggio Mediterranea che si riaffaccia in zona offensiva con il solito Padin che fa tutto da solo, cerca la conclusione che termina alta sopra la traversa. 3 minuti dopo Amendola mette dentro per Cucinotti il suo tentativo di girata, Marino fa una gran parata, rivediamo, riapprezziamola grazie al nostro rallenti, ma non aperta per il portiere della Reggio Med. Al minuto 94 la punizione di Puntoriere sfiora il palo, di lì a poco il triplice fischio al Guido Di Polido. Termina la stagione della Reggio Mediterranea, termina a testa altissima dopo un match pirotecnico contro la quotata Vigor Lamezia. Finisce 4-2 al Guido Di Polido. Un cordiale saluto allora amici della Wisport e come sempre alla prossima. Ha sbagliato il secondo calcio di rigore, quindi 4-2 con 2 rigori. Vigor Lamezia dunque in